Ben ritrovati, torna il lavoro a 360 gradi, parte questa nuova edizione, ormai siamo più che maggiorenni, 21 anni del lavoro a 360 gradi che oggi vuole aprire la puntata parlando di sicurezza ed in particolare dedicata agli studenti che entrano in azienda per gli stage. Un convegno, un seminario formativo dedicato agli insegnanti, dedicato ai sindacati, dedicato a chi fa formazione per capire e per conoscere da vicino quelle che sono le buone pratiche per vivere un'esperienza formativa di stage in sicurezza. Ne abbiamo parlato insieme al direttore di ESEF CPT Gianni Zampieri. Un seminario intanto nasce prima di questo evento molto drammatico della morte di quel ragazzo all'interno di un'azienda. E nasce proprio con l'esigenza di garantire a tutti gli studenti che vanno a fare un'esperienza di lavoro in azienda all'interno del proprio percorso formativo, del proprio percorso scolastico, di farlo in assoluta sicurezza. Qual è il ruolo dell'ufficio scolastico regionale nell'organizzazione dei PCTO, che sono percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento? L'abbiamo chiesto a Carolina Carbone, ospite di questo seminario dedicato alla sicurezza. L'intervento dell'ufficio scolastico regionale riguarderà principalmente quelli che sono gli aspetti di carattere organizzativo che le scuole appunto dovranno attuare, mettere in piedi per poter consentire agli studenti di svolgere le attività di PCTO nel modo più sicuro possibile, ovviamente compatibilmente con quelle che sono, con quella che è la realtà aziendale e ovviamente nella considerazione anche dell'età dello studente, che è in prevalenza un minorenne. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quanto sono importanti per l'ufficio scolastico regionale, l'abbiamo chiesto sempre al nostro ospite. I PCTO sono sicuramente molto importanti perché rappresentano dei percorsi che consentono agli studenti da una parte di sviluppare maggiormente quelle che sono le competenze acquisite in ambito scolastico, dall'altro anche di acquisire delle competenze trasversali che permetteranno ai nostri ragazzi sicuramente di potersi orientare in maniera migliore, più adeguata all'interno della realtà lavorativa, insomma. Quindi sicuramente è fondamentale organizzare questi percorsi nel modo più efficace ed è fondamentale un'interazione tra la scuola e ovviamente l'ente, il soggetto ospitante. E sempre a Carolina Carbone abbiamo chiesto chi sono i soggetti coinvolti in azienda e nella scuola. Da un punto di vista normativo, all'interno della scuola e dell'azienda vengono individuati dei soggetti che sono rispettivamente il tutor scolastico interno ed il tutor formativo esterno, ovvero quello aziendale. Quindi il dialogo avviene tra questi due soggetti. Quali particolari norme a tutela degli studenti vanno attuate durante questi percorsi di PCTO? L'abbiamo chiesto a Stefania Dolci, che è medico del lavoro dello SPISAL dell'ASL 9. Prima dell'avvio all'attività nel PCTO, la scuola deve garantire la formazione in materia di salute e sicurezza, la formazione generale e la formazione specifica del settore a cui appartiene l'azienda in cui viene inserito. L'azienda ospitante quindi acquisirà questi attestati di formazione e valuterà l'eventuale necessità di integrare con argomenti aggiuntivi secondo la valutazione del rischio della propria unità produttiva. Cosa devono fare scuola e aziende per garantire la sicurezza degli studenti? L'abbiamo chiesto sempre a Stefania Dolci, medico del lavoro dello SPISAL. L'azienda, prima di inserire lo studente nel percorso delle competenze e orientamento trasversali, deve effettuare una valutazione dei rischi specifici, tenendo conto che nella maggior parte dei casi lo studente è un minore. Fatta questa valutazione, dovrebbe fornire l'informazione sui rischi principali alla scuola in modo da concordare un inserimento nell'azienda in sicurezza.
Restituita alla città di Verona, restituita ai veronesi, ma soprattutto a Piazza delle Erbe, la colonna di San Marco, la colonna marciana, grazie a un lavoro importante realizzato da un team di restauratrici, 100 giorni di grande lavoro, tante ore di sacrificio sotto il sole leone di quest'estate. Ne abbiamo parlato proprio con la direttrice tecnica di questo team, Francesca Mariotto, che ho incontrato per voi e che ci racconta alcune delle fasi di questo importante restauro. Il primo incontro con questo monumento ci ha molto sorprese, nonostante sia un monumento sotto gli occhi di tutti al centro di Verona, eppure era in condizioni talmente di degrado e di annerimento delle superfici per cui passava un po' inosservato. È strano a dirsi per un monumento di queste dimensioni, ma purtroppo lo stato conservativo ha anche questi risvolti. A Francesca Mariotto abbiamo voluto anche chiedere qual è l'aspetto più interessante che ha trovato in questo restauro. La cosa che è stata più interessante per me durante il lavoro è stato poter vedere da vicino come è stato scolpito questo leone, cioè la cura che ha messo questo scultore nel segnare ogni particolare, con una tecnica però molto veloce, quasi impressionista, e quindi sono visibili tutti i segni lasciati dagli attrezzi utilizzati che danno proprio l'impressione di un lavoro meticoloso e molto veloce nello stesso tempo, che va nel particolare ma che ci va lavorando con grande velocità, con grande coinvolgimento fisico, direi. Grazie alla famiglia Benetti e attraverso lo strumento della sponsorizzazione è riuscita a dare di nuovo luce e lustro a questo meraviglioso monumento veronese. Abbiamo chiesto a Roberto Benetti come è nata l'idea di realizzare quest'opera di restauro. Abbiamo scelto di fare questa cosa in primo luogo perché siamo arrivati in questa piazza dopo 60 anni di attività, quindi noi siamo 3 generazioni che in questo momento stanno lavorando assieme e abbiamo una visione comunque anche del futuro. Essendo ambasciatori di Rolex, che quindi è una fondazione che in questo ha la visione quindi del bello e di mantenere quello che è bello nel tempo, abbiamo pensato di restaurare questo monumento proprio per il fatto che era l'ultimo monumento di questa piazza che era veramente in condizioni indecenti. Un valore e un significato importante per la famiglia Benetti, ne abbiamo parlato sempre con Roberto Benetti. Per noi è un orgoglio restituirlo innanzitutto alla città ed è il nostro modo anche per ringraziare tutti i nostri concittadini, tanto la città ha dato alla famiglia Benetti e quindi ci sembrava giusto in qualche modo riconoscerlo e ringraziarlo, ed è stato fatto anche perché il nostro papà quando siamo venuti qui aveva proprio detto che brutto che è il leone, e quindi è un modo anche per ricordare il nostro padre che non c'è più e comunque insomma è stata una cosa per noi fondamentale. Alla vice sindaca Barbara Bissoli abbiamo voluto chiedere e parlare di una restituzione importante per tutta la città e per tutti i cittadini, grazie appunto a questo restauro della colonna marciana di Piazza delle Erbe. Una restituzione importante, frutto della collaborazione, della sinergia tra istituzioni pubbliche e cittadini illustri. Un grande ringraziamento alla famiglia Benetti che ha creduto in questa restituzione, in questo intervento, che è un intervento importante perché appunto ridona alla città un bene centrale nella vita cittadina. L'immagine diciamo iconica di questa piazza del 1886 piena di persone quando è stata inaugurata la colonna e l'installazione del Leone di San Marco è nell'immaginario ormai collettivo. Un'attività, quella della famiglia Benetti, per supportare questo restauro che sicuramente stimolerà altri imprenditori. Abbiamo chiesto alla vice sindaca Barbara Bissoli se il Comune ha una visione di apertura rispetto a queste attività che vedono unite gli sforzi del Comune con quelli dei privati.
La sponsorizzazione è un istituto riconosciuto dal codice dei contratti pubblici e del codice dei beni culturali. È un istituto che era già stato utilizzato dalla municipalità per restituire ai cittadini beni di questo tipo e sicuramente proseguiremo in questo solco già tracciato dalla precedente amministrazione. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Nel prossimo servizio torniamo a parlare della borsa del placement. Ho incontrato per voi il presidente della Fondazione Emblema, Tommaso Aiello, che ci racconta di questa edizione 2022. Allora, la borsa del placement quest'anno è arrivata alla 16ª edizione, sarà al Palazzo della Gran Guardia di Verona il 2 e 3 novembre prossimi. Che cos'è? È un evento unico a livello nazionale perché in 2 giorni facciamo incontrare chi nelle università si occupa di orientamento al lavoro, di supportare i ragazzi nel dopo rispetto agli studi universitari, e chi nelle aziende si occupa di inserimento di giovani occupati. A Verona ospiteremo più di 50 imprese di tutte le principali aree produttive provenienti da tutto il paese e oltre 30 università. Il format della borsa è molto particolare perché è incentrato su appuntamenti 1 a 1, quindi nelle settimane precedenti, in questi giorni, i rappresentanti delle università e delle imprese decidono chi vogliono incontrare. Nella giornata del 3 le stime, le aspettative sono di organizzare più di 800 appuntamenti. Presenteremo un'indagine che stiamo chiudendo in questi giorni sul rapporto fra lo smart working, di cui parlano tutti, e il team working, cioè come la pandemia ha modificato le modalità di inserimento delle persone, ma soprattutto quale può essere un equilibrio fra lo sfruttare le opportunità del lavoro da casa e la necessità per i ragazzi di acquisire un nuovo ritmo, un nuovo modo di impiegare le giornate, non più lo studio, il lavoro. Si può fare smart working, sì, ma bisogna aver chiare quali sono le dinamiche di un lavoro di gruppo. Persone che non hanno mai lavorato probabilmente hanno bisogno più di lavorare in ufficio, più di lavorare insieme ai propri colleghi rispetto a persone che da un punto di vista dell'occupazione sono più mature. Per chi volesse partecipare alla borsa del placement, com'è possibile accedervi? È possibile intervenire alla sessione plenaria il 2 pomeriggio alle 15 al Palazzo della Gran Guardia. Presenteremo l'indagine su smart working e team working in compagnia di aziende e università, però la sessione plenaria è aperta a tutti. Fondazione Emblema presente a Verona, ma è presente anche su tutto il Veneto con progetti importanti come Innovi. Ci vuoi ricordare di che cosa si tratta e quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, Innovi è un progetto realizzato col Comune di Vicenza con l'obiettivo di fare il primo acceleratore di impresa dedicato esclusivamente a team che hanno una prevalenza femminile. Partiamo il 7 e l'8 di novembre con la prima tappa. Abbiamo finito da poco di selezionare 10 start-up che verranno da 10 regioni altamente innovative. Lavoreremo con loro per 6 mesi, quindi verranno una volta al mese a Vicenza a fare formazione intensiva e poi le seguiremo da remoto, e alla fine, ad aprile, realizzeremo un club deal, quindi un momento in cui si potranno presentare a imprenditori veneti e fondi di investimento interessati a investire, a finanziare queste realtà. Innovi è un progetto unico in Italia, sia per il modello leggero, non costringiamo nessuno a stare 6 mesi fuori da casa, sia per il tema, quindi si parla tanto di imprenditoria femminile, noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo concreto e pare che ci riusciremo.
Si chiude anche questa puntata di questa nuova edizione del Lavoro a 360 gradi. Vi aspetto puntuali la settimana prossima per tornare a parlare del mondo del lavoro e di tutte le novità che possono essere utili a chi sta anche cercando lavoro. Quindi non mancate il prossimo appuntamento con il Lavoro a 360 gradi, perché io vi aspetto.